Bene, bentornati sul canale di Non sta a farmi sparire. Questa sera vi stiamo facendo un video, devo dire, Live. molto live, molto carino e con un ospite illustre, devo dire. Siamo di fronte a delle foglie di tabacco essiccate, una scatola di sigari che riporta la scritta Nostrano del Brenta 1763 e siamo in compagnia di Christian. Beh, intanto è un piacere avervi qui, ospitarvi qui, ma qui intendo proprio in questo luogo specifico, perché ci troviamo nel tipico terrazzamento della Val Brenta. Terrazzamenti che sono sorti, un paesaggio terrazzato ampissimo che va da Campese fino a Vastagna e più su, un paesaggio terrazzato che è sorto ancora nei secoli scorsi, da fine Settecento fino all'Ottocento, per essere dedicato alla coltivazione appunto del tabacco che abbiamo qui di fronte. Tabacco particolare, un tabacco che ha una storia avvincente, una storia che io uso dire che è quasi come un romanzo, ed è un tabacco unico nel suo genere, il tabacco nostrano del Brenta, perché questa è proprio la specie, oltre che essere un brand con cui si fanno da sempre i sigari nella tradizione valligiana. Questo tabacco è proprio una coltivazione, possiamo dire, iconica del territorio veneto, e essere qui a parlarne con voi in questo terrazzamento, per di più vicino alle rive del Brenta, qui a Contrà Contarini, e indubbiamente sì, siamo proprio nel Al top. centro, nel cuore di questa storia secolare. Quindi noi con Christian abbiamo fatto un bellissimo video che è andato molto bene nel canale e abbiamo fatto tante domande, però ci piacerebbe, diciamo, siamo qui anche per conoscere delle curiosità e aggiungere informazioni a quelle che abbiamo già messo nel video, quindi siamo qui apposta live. Quindi se hai delle chicche, qualcosa da... Beh, le chicche qualcosa da, sicuramente qualcosa ho omesso nell'ultima volta che ci siamo visti. E la storia del tabacco nostrano del Brenta è una storia così lunga e così bella, che di chicche ne possiamo trovare, e credo che ogni momento, ogni secolo diverso della storia del nostrano del Brenta abbia qualche chicca che andrebbe riscoperta e raccontata. Ancor prima che qui arrivasse il monopolio di Stato veneziano, qui si coltivava in maniera clandestina il tabacco. I funzionari di Stato veneziani mandavano qua i loro adepti a togliere il tabacco che veniva coltivato in maniera clandestina, appunto, e ci fu per un secolo e mezzo una guerra dello spianto. Questo perché? Perché nel 1650 Venezia instaura il primo monopolio, 52 per l'esattezza, il primo monopolio del tabacco della Serenissima. Però i paesi che si trovavano in questo lato della valle, il lato destro rispetto al fiume, loro, forti degli antichi privilegi, dicevano: no, noi non sottostiamo a queste regole, continuiamo a coltivare il nostro tabacco come l'abbiamo sempre fatto. Quindi la guerra dello spianto, però a Venezia i nobili veneziani cosa chiedevano? I tabacchi nostrani. Perché? Perché avevano una lavorazione e una specificità completamente diversa, erano più buoni e più aromatici. Si racconta, ecco l'aneddoto di fondo, che un funzionario proprio del monopolio una volta arrivò su con la sua guarnigione per venire a togliere le piantine, e nel Ponte Vecchio di Bassano ci fu un attentato. Un coltivatore sparò con un archibugio dell'epoca, fortunatamente la mira del coltivatore, bravissimo coltivatore ma sicuramente non bravissimo, fu scarso e non Non successe bravissimo niente. tiratore. Questo per dire, l'epopea tra guardie e ladri nasceva già in quegli anni, siamo nel Settecento, e continuò poi quando arrivò il monopolio, perché qui c'erano praticamente 15, in questa valle che poi è lunga sostanzialmente circa una quindicina di chilometri, 20 chilometri nella parte più lunga, insomma, esistevano 5 casermette della finanza che controllavano che non ci fossero commerci illegali. Parliamo di contrabbando, però parliamo di un contrabbando di sussistenza, perché qui il tabacco era coltivazione unica, monocultura, ogni famiglia si dedicava al tabacco, e con quel po' di tabacco che riuscivano a sottrarre il controllo, cioè del controllo sulla foglia all'epoca, quel po' in più serviva per barattarlo con le derrate alimentari più banali, anche il letame, fondamentale per la coltivazione poi.
Questi sono alcuni aneddoti legati proprio alla storia di questo tabacco. Ok, non abbiamo parlato magari forse in maniera approfondita dell'associazione, di cosa si occupa e di come state promuovendo anche questa Sì, tradizione. sì, l'associazione, nello specifico l'associazione si chiama Associazione Culturale Amici del Nostrano del Brenta ed è un'associazione nata, come spesso nascono questo genere di compagini, in maniera del tutto casuale, istintiva e soprattutto nasce dal fatto, il motore principale fu la curiosità. Successe poi un momento molto particolare. Era il 2012 sostanzialmente. Il 2012 è un anno, uno degli anni emblematici nella storia di questo tabacco, perché fu l'anno in cui si ritornò tramite il Consorzio Tabacchicoltori Montegrappa a produrre in maniera ufficiale l'antico sigaro nostrano del Brenta, che fino ad allora era un manufatto, certo, ma che veniva fatto in maniera sostanzialmente clandestina. Da allora in poi il sigaro nostrano del Brenta va sul mercato. In quei giorni con alcuni amici ci trovavamo a discutere su cosa mettere a dimora in un terrazzamento di famiglia qua su a Vastagna e perché no, visto che i terrazzamenti nascono per il tabacco, chiedere al consorzio qualche piantina di tabacco. Pensavamo di avvicinarsi a una coltura, invece ci siamo avvicinati a una cultura che era stata sostanzialmente dimenticata dal dopoguerra in poi e ci si è aperto un mondo a cui ho cominciato ad interessarmi, a scavare, eccetera, e che ci siamo sentiti in dovere poi di divulgare e di riportare alla luce in qualche modo. Ed è così che l'associazione ha preso forma organizzando le prime serate di degustazione. Per dirti, questa sera ci troviamo in questo luogo e tra qualche minuto, tra qualche ora, ci sarà una serata assieme a Capovilla, che è il maestro distillatore. Con lui è stata fatta una delle prime serate dove abbiamo proiettato il video di Taffarel, un video neorealista che faceva vedere com'era la vita nei terrazzamenti nell'antichità e nei secoli scorsi, e soprattutto durante quella serata ci fu una stretta di mano che ha sancito una cosa, che con questo tabacco che va tutto nella produzione di sigari, una parte di questo, quintale e mezzo circa, finisce fra le mani sapienti di Capovilla, che produce la sua grappa tabacco nostrano del Brenta, e questo per noi è motivo anche d'orgoglio. Poi l'associazione col tempo è cresciuta e ha avuto modo di poter comunicare e di fare esperienze importanti, non ultimo quando ci ha chiamato già un paio di volte la rete nazionale per eccellenza, la RAI, perché con noi dopo tanti anni su Rai 1 si è tornati a parlare di tabacco. E su Rai 3 poi è andato in onda un documentario molto bello che racchiude un po' tutta la componente che ancora vive e cerca di persistere, insomma, nelle varie produzioni, quindi i terrazzamenti della Valle del Brenta. Per cui ecco, l'associazione ha avuto un suo percorso in questi 10 e più anni oramai, che l'ha portata ad esplorare anche situazioni diverse, ma sempre con soddisfazione e con un riscontro molto molto importante, perché ogni serata riusciamo a portare a casa qualcosa, una testimonianza, ed è quello che ci arricchisce ogni giorno e ci fa andare avanti in questa esperienza. Quali sono state le vostre fonti principali nel ricostruire questa storia del tabacco qui nella Valle del Brenta in Valsugana? Allora, le fonti principali, diciamo che qui c'è una tradizione anche orale che si tramanda di cos'era e cos'è stato il tabacco qua. Poi ci sono alcuni storici che hanno messo nero su bianco e focalizzato la storia del tabacco nella Valle del Brenta. Ripeto, una storia molto particolare. Qua giù esisteva un'abbazia, si può ancora vedere, un'abbazia dei Benedettini. Tu sai che i Benedettini, a ritorno dalle evangelizzazioni, portavano un sacco di prodotti nuovi dalle Americhe per i loro orti botanici,
e poi li utilizzavano perché loro erano i farmacisti del loro tempo, quindi il tabacco sminuzzato, il tabacco da fiuto veniva utilizzato per curare le malattie respiratorie, si moriva di un raffreddore e il tabacco da fiuto ti liberava. E, però poi le fonti, quelle più significative, quelle che abbiamo raccolto con più, a volte anche con più commozione, devo dirti, sono quegli attestati che ci arrivano da persone che magari assistono alle nostre serate e poi intervengono e vogliono raccontare l'aneddoto familiare, che travalica dall'essere un mero fatto familiare e diventa un vero pezzettino di storia, ma di una storia importante, perché è una storia che ha modificato questo contesto paesaggistico sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista, come dicevo, morfologico. Il luogo dove ci troviamo, questo terrazzamento, ne è testimonianza ancora adesso. Beh, tra l'altro nel video che avevamo girato mi avevi portato da Lalo, siamo andati a casa sua, Sì, è stata una testimonianza incredibile, sì. cioè, penso che Lalo- sia, non so, mi è sembrata una persona un po' importante, cioè un po' con un'aura un po' particolare, cioè, Beh, Lalo lo è perché Lalo, allora, faccio una premessa. Eh, I terrazzamenti si spingevano fino a 500 metri d'altezza, per cui dovete immaginare che laddove ora molti sono coperti dal bosco, altri sono ancora visibili, esisteva un paese a mezza montagna, un vero e proprio paese. Questo paese, ogni casa era collegata l'una con le altre da dei sentieri, una sentieristica, che erano dei trodi del tabacco. Ecco, il più importante è quello che li unisce tutti ed è un sentiero che è curato dal CAI che si chiama Alta Via del Tabacco. È un sentiero meraviglioso, sono più di 30 km, che si espande dal Ponte Vecchio di Bassano, dal Ponte degli Alpini, e continua a metà altezza per tutta la valle fino a Costa, che è la località dove poi c'era il traghetto per passare dall'altra parte del Brenta e poi i fortunati andavano oltre confine a commercializzare il tabacco. Ecco perché Lalo è una figura importante. Perché Lalo, lui intanto è nato proprio sull'Alta Via del Tabacco e sostanzialmente ancora ci vive, perché non manca giorno che lui sia nella sua casa a curare i lavori, a curare i terrazzamenti, a fare quell'immane lavoro di manutenzione che bisogna fare in questa realtà, perché è una realtà fragile, soprattutto adesso col cambiamento climatico lo stiamo toccando con mano ancora di più. Ed è rimasto praticamente l'unico coltivatore di tabacco che percorrendo questa via possiamo ancora incontrare, perché lui, il suo piccolo ma importantissimo orto di tabacco, è proprio sul famoso percorso dell'Alta Via del Tabacco. Per questo Lalo è importante, è un custode della memoria, perché ovviamente lassù la coltivazione non la fai come si può fare adesso nelle aziende agricole, aiutato da macchinari, ma devi portare avanti la coltivazione con quelli che sono gli utensili di un tempo. Quindi lì vedi degli attrezzi che sono sostanzialmente scomparsi o che pure si possono vedere solo nei musei dedicati. Il Cristo, che è quella misura per mettere giù le sementi che abbiamo documentato, oppure la slitta che serve ancora oggi per portare il tabacco a valle una volta che è stato essiccato e si sono composte le carghe, che sono quei famosi sacchi di juta con cui vengono portate giù. Bello. Io però avrei un'altra domanda da chiederti, anzi mi piacerebbe, siccome le tradizioni orali sono sicuramente affascinanti e in questo contesto sicuramente ci saranno delle espressioni tipiche dei coltivatori del tabacco o tipiche di questa cultura del tabacco, e ci piacerebbe che tu magari ci concludessi questo video citandoci un'espressione tipica che viene utilizzata durante la lavorazione del tabacco, che sia in qualche modo emblematica, se c'è. Magari ce n'è più di una, sono può convinto, dire. Allora, se no, si no, può dire soprattutto. ce n'è più di una. Immaginavo, Ce n'è più di ovviamente. una, ci sono delle curiosità, qui si parla di vendemar tabacco, che è il momento in cui si toglie la foglia dalla pianta. Il
periodo di messa a dimora della piantina e di raccolta assomiglia molto a quello del vino e come nel vino anche la parte della fermentazione è molto importante, quindi vendemar tabacco è una cosa, poi molto importante potrei dirti gli smussi. Cosa sono gli smussi? Sono quei tralicci che sono messi nelle case, dette case tabacco che ci sono qui in valle, che sono quei tralicci dove le foglie vengono appese quando sono marroni per portare avanti l'essiccazione perfetta e la maturazione giusta per poi essere lavorate. Poi c'è la masera campesana, questo è molto importante. La masera campesana è la macerazione che la foglia fa dopo la raccolta e questa è una cosa importantissima perché è una diciamo pratica che si è evoluta proprio qui in valle. I contadini qui della valle avevano probabilmente più tempo rispetto ai contadini della pianura perché avevano meno coltivazioni diverse rispetto al tabacco, ma anche bestiame eccetera, per cui la cura della foglia era molto molto particolare, quindi una volta raccolte avveniva questa macerazione. Le foglie erano accuratamente disposte nei pavimenti delle case in dei rosoni e passavano dal verde del dopo raccolta al giallo, questo in 4-6 giorni, fino a raggiungere il colore marrone. Arrivati a quel punto, le foglie andavano sugli smussi ad essiccare. Chiudo con un detto che è molto sentito soprattutto nel paese di Lalo, che è il piccolo paesino di San Ghitan: a San Ghitan via Sappa dai Man. Questo qui è un detto che vuol dire che a San Gaetano, quando c'è la festa San Gaetano che è ad agosto, è l'ultimo giorno in cui con la zappa puoi sostituire eventuali piantine che non abbiano preso, diciamo, la giusta crescita e poi ancora fare il trapianto sul terreno. Da quel punto in poi ti fermi, quello che è a dimora è a dimora e quel che arriva arriva. Fantastico, direi. Fantastico. Sì, 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 sì. Bene, 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 ragazzi, Christian, noi grazie. ti ringraziamo tantissimo per aver contribuito a fare questo video divulgativo e chissà che magari non ci sia occasione di approfondire anche quest'ultimo aspetto se avremo la possibilità. Magari incuriosiamo un sacco di persone. Assolutamente sì, Adesso. magari se dopo di stare attenti perché cominciamo a a divulgare un pezzo di salute in giro per il territorio italiano, ma comunque in ogni caso questo contesto è estremamente affascinante. E quindi vi ringraziamo di averci seguito io questo video. ringrazio voi, Grazie. ringrazio voi di esserci venuti Grazie a trovare grazie ancora a e chi Christian. ci seguirà. Esatto, e ricordatevi di mettere un like sul nostro canale e di continuare a seguirci. Ciao a tutti, Grazie. grazie. Grazie a voi, grazie.